Eccoci qua, bentornati in nostra compagnia. Cambio di tematica, come sapete bene, cambio di ospite. Chiedo una cortesia, vede che è un po' fuori, quindi si avvicini. So che non sono una bionda, però... Eccoci qua. Ecco qua, adesso ci siamo vicini, come dicono. Attaccati. Allora, stavo dicendo, do il benvenuto a Nicola Pellicani, Fondazione Gianni Pellicani. E la tematica è la seguente, quindi Padova, Treviso, Venezia, il fiume dei pendolari, perché sono grandi, veramente non pensavo, grandi cifre che si muovono. E io, se riesco al volo, prima che cambi un pochino la fascia oraria, vi do anche un colpo d'occhio. Pensate, loro hanno fatto proprio uno studio appunto su il movimento su strada e su ferrovia per quanto riguarda il pendolarismo. E queste che vedete, che non sono bollicine, sono, a seconda dell'orologio, vedete sulla destra nell'angolo, le varie fasi di... ecco, sta arrivando nella fase di calma, lo sapevo, ce lo siamo detti, questa è la notte, dove in pratica c'è la punta massima, insomma, di utilizzo dei treni, piuttosto che... Adesso io la rimetto a posto, appena mi accorgo che riparte, insomma, il movimento. Eccolo qua, vedete? Sta ripartendo. Qui sono le 6 del mattino, giusto? Sì, alle 7, le 7, guardate i punti Venezia, di massima. Padova, Treviso, Mestre, tutta la circolazione del pendolarismo in treno nella città metropolitana. Pazzesco. Allora, come ha ben detto, qui si parla di città metropolitana che sulla carta ancora tecnicamente non c'è, però invece per quanto riguarda il pendolarismo esiste, e già mi viene da dire da anni. Che studio avete fatto? Ci racconti un pochino qualche cifra, qualche curiosità. Volentieri. È bellissima comunque questa animazione che proprio rende il colpo d'occhio, insomma, dell'Avantindré e dei momenti di picco massimo. Diceva che la regione non c'è niente di similare. No, di simile a questo no, però abbiamo voluto con questa animazione visualizzare quella che è una città metropolitana, come viene appunto comunemente chiamata, la Patreve, ovvero la grande città che viviamo quotidianamente ed è compresa tra le province di Venezia, Padova e Treviso. Noi abbiamo voluto con questo studio scattare una fotografia, cioè far vedere come di fatto, al di là del profilo istituzionale, questa città già esista nei fatti. E questo ambito che abbiamo preso in esame in partenza della mobilità dimostra come proprio ci sia una grande città che si muove quotidianamente in treno, in autobus. Queste sono le cifre, e in più ricordiamo che noi abbiamo dibattuto qualche settimana fa, insomma, della famosa fusione, certo. E questa va a toccare proprio queste aree di cui stiamo parlando. Certamente. Guardi, le do qualche cifra: si muovono in quest'area 90.000 persone al giorno col trasporto pubblico, ovvero in treno e in autobus extraurbano. Ricordiamo solo su queste 3 province, non stiamo parlando di tutto il Veneto. Se le dà fastidio lei lo può togliere, sì, perché c'ho il ritorno. Poi avremo anche al telefono, se siamo fortunati, Nicola Nocera, che è del Comitato Pendolari Veneto Orientale, per capire anche che vita purtroppo conducono. Ma l'animazione di prima mostrava appunto i treni in particolare, no? Che sono 40.000 quelli che si muovono tra le 3 province quotidianamente e che rappresenta il 73% del movimento complessivo della regione. Certo. Ovvero questa è veramente un'area fortemente integrata già, no? C'è gente che lavora a Venezia, abita a Padova, c'ha magari la fidanzata a Treviso, cioè c'è quest'area che continuamente va avanti in tre. Infatti questi passaggi sono gente che lo fa più volte, ovviamente. Il 73% del movimento complessivo quotidiano dei treni del Veneto. Questa elaborazione, questi dati sono inediti perché per la prima volta siamo stati riusciti ad elaborare i tabulati che Trenitalia semestralmente consegna alla Regione di tutti i saliti e discesi alle stazioni del Veneto. Senza di quello non si poteva fare. No, però li elabora in modo cartaceo e quindi erano di fatto inutilizzabili. Questo diventa uno strumento di lavoro. Questa nostra ricerca vuole essere proprio uno strumento di lavoro, non è una ricerca con scopi accademici, ma vuole essere uno strumento di lavoro per fotografare e capire quali possono essere le politiche da attivare. Esatto, in che modo ci può aiutare, visto ci che può si parla di lavoro?
appunto, aiutare dicendo che intanto già di fatto fotografa una realtà esistente. Esatto. Noi lavoreremo poi in 3 ambiti, questo è il primo, la mobilità. Questa è la mobilità, esatto. Poi seguirà l'uso del suolo, ovvero tutte le abitazioni, tutto il costruito, tutta la pianificazione della Patreve sempre, e poi prenderemo in esame le professioni dell'innovazione, ovvero tutte quelle attività che adesso viaggiano sotto acqua, che sono fatte dal lavoro parasubordinato, partite IVA più o meno vere, che rappresentano ormai una realtà, non più una nicchia, ma una realtà molto grossa, che è il futuro in qualche modo dell'economia anche di quest'area. Ecco, questa è un po' la fotografia che vogliamo scattare, ma la vogliamo scattare per dimostrare da una parte che c'è una città, al di là del livello amministrativo, c'è una città che già esiste nei fatti e che in qualche modo ha dei problemi che vanno governati in modo unitario, questo vogliamo dire. Ad esempio, sempre dallo studio emerge che ci sono all'interno delle 3 province 40 tratte in competizione, diciamo così, tra trasporto su gomma e trasporto ferroviario. Allora questo bisognerebbe che le varie società, aziende di gestione... Mi spieghi proprio bene il dettaglio perché è curioso. Cosa vuol dire in competizione? Vuol dire... tipo che è la stessa identica tratta, sì, ma magari con costi differenti, mi viene da chiedere. No, ma più che altro con... È uguale, solo che uno è su gomma e l'altro è su... l'altro su... Ecco, non sono tutte uguali, perché ad esempio in alcuni punti dove si ferma l'autobus il treno non potrebbe fermarsi, certo, e quindi non è che vanno tutte abolite, però sicuramente c'è il margine per ottimizzare le risorse. Penso alla linea Mestre-Treviso, ci sono i treni, ci sono gli autobus, probabilmente si possono ottimizzare i trasporti e anche introdurre ad esempio una bigliettazione unica, che se ne parla da anni, ma invece ancora non si riesce a fare. Quindi manca un dialogo tra le aziende di gestione. Noi abbiamo voluto fare questa ricerca partendo dal punto di vista dei cittadini. Quindi avete sentito i cittadini, ma giusto? Oltre a sentirli abbiamo poi voluto... mi dice anche cosa è emerso, quali sono ma più state... che sentiti, perché la nostra è una ricerca fatta un'analisi di dati, sì, e poi individua alcune azioni concrete da fare, che sono però il frutto di alcune interviste che abbiamo fatto a opinion leader, esperti della materia, eccetera, eccetera. Però quello che abbiamo voluto evidenziare è proprio questa necessità di trovare delle forme di governo adeguato a risolvere i problemi, che non ci sono, appunto. Io credo che al di là del livello amministrativo... Quali sono, però mi viene da chiedere, i problemi più... Ma nella mobilità il primo è questo, un governo unitario, ad esempio, quindi delle abbiamo aziende. parlato, esatto, unificare anche poi ciò che era... Poi non necessariamente serve un'azienda unica, sì, no? Però servono politiche di confronto tra le varie aziende. Perché poi potrebbe nascere la sensazione nostra da questi dati che emergono è che ci sia una politica rivolta più alle aziende rispetto ai cittadini. Cioè le aziende hanno le loro politiche. Esatto, ma quello che voglio toccare con lei è il fatto di, però se si unifica tutto troppo, poi non c'è più la competitività, che a volte può essere anche favorevole, certo, per quanto riguarda il servizio. E finiamo sul fatto c'è la competizione solamente tra gomma e ferro. Tra l'altro sul ferro nella regione del Veneto si è investito molto poco, come insomma è noto da tutte le proteste che sono anche nate in questi ultimi mesi, anche se l'orario cadenzato, ad esempio, è sicuramente l'introduzione di una politica positiva, proprio per favorire l'integrazione, e che è, come dire, il riconoscimento di una città che, sì, esiste nei fatti, una città metropolitana nei fatti, però ha creato anche dei disagi. Noi ad esempio, un'altra cifra, abbiamo accertato da questa rilevazione come i penalizzati dall'orario cadenzato siano nel Veneto circa 9.000, di cui 5.000 all'interno dell'area metropolitana. Per penalizzati intendiamo quelli che utilizzano il treno dalle 10 di sera alle 6 del mattino, che sono stati soppressi, sostituiti dagli autobus, però con dei disagi. È vero, perché ci sono stati dei tagli pazzeschi per quanto riguarda le linee. Io ho sempre rimarcato anche personalmente disagio di parenti, famiglie, insomma, che utilizzavano il classico regionale, e sono state fatte delle politiche più onerose per quanto riguarda i biglietti, certo, sopprimendo appunto ciò che era almeno quello
quello che il popolo semplice, il cittadino poteva permettersi. Però la politica dell'orario cadenzato è positiva, perché introduce proprio una frequenza di servizio utile poi proprio a... Certo che deve essere una frequenza, però devono essere coperte tutte le fasce orarie, questo è il problema. Voi siete di Mestre? Sì, noi siamo di Mestre, la nostra sede è Mestre, operiamo tra Mestre e Venezia. Quindi Venezia, giusto? Certo. C'è anche comunque da toccare l'aspetto del pendolarismo per quanto riguarda sull'acqua, giusto? Anche nella vostra ricerca è stato toccato noi abbiamo come fatto, tipo di aspetto o solo binari? Noi abbiamo fatto una ricerca su terra? No, sì, su terra, ma soprattutto sull'extraurbano, per dimostrare appunto, per fotografare la città metropolitana. Non siamo andati all'interno delle singole aree urbane. Mi chiedevo anche questo, perché spulciando c'è un pendolarismo rete, comunque che di oltre 35.000, mi sembra che sia di 35.000 persone che ogni giorno si muovono tra Mestre e Venezia. Però da questa ricerca siamo riusciti anche a capire il comportamento del pendolarismo da stazione a stazione, che è diverso, non è uguale in tutte le... Che differenze ci sono? Cioè, è curioso, insomma, per me il pendolare alla fine che sia di un posto o dell'altro. Ad esempio, do alcuni dati. Sulle frequentazioni delle stazioni. A Padova salgono e scendono circa 36.000 persone al giorno e hanno un comportamento pendolare abbastanza omogeneo, nel senso che arrivano la mattina e partono alla sera. Lo stesso comportamento a Venezia centro storico, con lo stesso numero, 35.000. Piazzale Roma, giusto? No, parliamo di treni, parliamo di treni, quindi di stazioni. Mentre per quanto riguarda Mestre c'è un giro di 27-28.000 utenti giornalieri, però funziona proprio da stazione di interscambio e quindi ha una frequenza più omogenea nel corso della giornata, mentre a Padova e a Venezia i picchi sono la mattina e perché magari uno arriva per lo studio sicuramente in Padova e dall'altra parte Santa Lucia, Venezia Santa Lucia, per lavoro o per turismo, giusto? Certo. Mentre ad esempio è una stazione di interscambio tra varie destinazioni. Anche Mestre però è fortemente lavorativa. No, certo, però il polo, diciamo, la stazione funziona più da smistamento anche per altre destinazioni, come di fatto è come dire anche la destinazione della stazione è a questo scopo. E a Treviso invece si comporta più da stazione periferica, meno metropolitana, rilascia persone la mattina, mentre non c'è un ritorno omogeneo, quindi non funziona da stazione proprio pendolare come Padova e Venezia. E poi ci sono tutte le altre stazioni con appunto i vari saliti e i vari Però discesi. È tanto come insomma primato per quanto concerne Padova. Certo, Padova si conferma un grosso polo universitario, un grosso polo lavorativo, una grande città del Veneto, che però... mi stupisce rispetto a Venezia, caspita, Venezia famosa nel mondo, attrattiva. Ma noi prendiamo in esame appunto le frequentazioni delle linee dei pendolari, non prendiamo in esame in generale i treni. No, faccio queste domande anche per capire un pochino il comportamento, perché non è che tutti per arrivare a Venezia partano magari dalla Lombardia, da Roma, piuttosto che... No, c'è anche un... Quindi, noi parliamo di pendolarismo, c'è un pendolarismo che è su gomma, che è soprattutto tra Mestre e Venezia, tutti quelli appunto lei citava Piazzale Roma, che arrivano alla mattina a Piazzale Roma e ripartono, poi c'è un movimento nel corso di tutta la giornata, ma in particolare alla fine della giornata, del pomeriggio, e poi c'è un pendolarismo su ferro, che funziona invece più in modo interno. La interrompo soltanto un istante, Pellicani, perché abbiamo Nicola Nocera del Comitato Pendolari Veneto Orientale al telefono. Nocera, grazie della sua presenza. Io lo so, molto impegnato, possiamo anche svelare con chi è? Siamo appena stati ricevuti dal Presidente Zaia per la questione dei treni e dell'orario cadenzato. Adesso si impegnerà a vedere che cosa potrà fare a portare le nostre istanze. Ecco. Mi scusi solo un attimo, Nocera, perché il mio ospite si era perso l'auricolare. Ecco qua, stava dicendo Nocera che proprio per la questione del pendolarismo loro sono stati appena ricevuti dal Presidente Zaia.
Partiamo da com'è la situazione che vivete quotidianamente. Io ho preso qualche immagine qua e là, insomma, dai vari siti che riportano le lamentele, e noi sappiamo ormai da tanto tempo che non è di certo sostenibile come tipo di vita, un avanti e indietro come se fosse un carro merci. È così? Sì, adesso con l'introduzione dell'orario cadenzato meno treni il sabato, meno treni nei festivi, non abbiamo più i treni notturni né la mattina presto per andare a lavorare. Ne stavamo appunto parlando proprio qui in studio. Questo è negativo. È negativo sì, perché costringe tutte le persone che lavorano presto al mattino, tardi la sera, che fanno turni, o comunque in una città come Venezia, che è un po' difficile da raggiungere per via del fatto che i prezzi sono cari, comunque è un'isola, quindi ha una sua conformazione particolare, è ancora più difficile raggiungere Venezia al mattino presto, ancora di più tornare in sera, magari dopo mezzanotte. Fino a dicembre avevamo i treni che ci permettevano di andare a lavorare, da dicembre non è più così, abbiamo un autobus a mezzanotte 20 che riporta verso Portogruaro, ma ci mette più di 2 ore. Abbiamo fasce importanti dalle 20 alle scoperte senza treni, mentre prima c'era un treno alle 21:30 che portava 180 persone. Ma guardi, la interrompono, c'era, perché le dicevamo prima proprio che noi con questa ricerca siamo riusciti a quantificare gli utenti penalizzati dall'orario cadenzato nella fascia notturna, ovvero dalle 22 alle 6 del mattino, e sono 9.000 nel Veneto, 5.000 solo all'interno della città metropolitana, ovvero le 3 province Padova, Venezia e Treviso. Non sono un numero poco, cioè vuol dire no, altissimo, è un numero che dovrebbe far drizzare, insomma. Esatto, cioè qualcuno dovrebbe riuscire a capire che non stiamo portando delle istanze che sono fumo, ma stiamo dicendo delle cose concrete, che ci sono veramente delle persone che in silenzio il sabato e la domenica vanno a lavorare in macchina, spendono più soldi oltre l'abbonamento, devono sobbarcarsi di tutti di andare in macchina, il sabato, la mattina d'inverno col ghiaccio, spese a giustizia, eccetera, eccetera. Quindi non sono proprio queste 5.000 persone. No, sono tantissime. Sono tantissime, ma sembra da mesi che noi parliamo di cose che non esistono e di pochissime persone. E quanto ci avete detto ci conferma il fatto che noi stiamo avanti delle istanze che sono sicuramente giuste. Ma portare avanti le istanze necessita anche poi di una risposta, di un obiettivo da conquistare. Cosa vi è stato detto, visto che siete proprio stati ricevuti da poco dal Presidente Zaia, dal Governatore? Prego. Non la sento più. Le chiedevo cosa vi è stato detto in pratica, avete chiesto insomma delle migliorie, cosa vi è stato risposto? C'è stato risposto per quanto riguarda la miglioria della notte e anche del sabato e la domenica mattina, che non c'è sufficiente utenza da poter giustificare il ripristino di un treno né a mezzanotte e 20, e ci sono stati casi in cui l'autobus non è bastato, senza considerare tutte le persone che in realtà non usano proprio l'autobus perché ci piega troppo, perché è sconveniente. Quindi oltre al fatto che quelle persone sono in macchina, l'autobus non è bastato. Nessuno considera o conta tutte le persone che sabato e la domenica vanno in macchina o si stanno organizzando per andare in macchina. Le risposte sono che non c'è sufficiente utenza al mattino presto né la sera tardi. Anche se poi spesso alla sera capita che gli autobus passano pieni invece. Infatti. E non riescono a salire. È capitato a Venezia più di qualche volta che sono rimasti a piedi. Sì, è capitato anche a me personalmente. Certo, però noi lo sappiamo, adesso non è che io voglio puntare il dito sul Presidente Zaia, ma spesso e volentieri non è che tornano a casa col treno, scusate perché sono di Milano, col treno o con l'autobus, e quindi certe realtà non le conoscono. Di certo i nostri politici non è che perdono il pullman per tornare a casa. Esattamente, il Presidente Zaia ha detto che lui non è conosciuto tutti i problemi, giustamente, nel senso che non è la sua competenza specifica, certo. E noi gli porteremo le istanze, i punti, cioè proprio le istanze specifiche, ma il compito dell'assessore è invece di essere a conoscenza di queste
queste istanze, di non dire che in realtà non c'è utenza. Cioè qui con me c'è Luciano Ferro, il comitato pendolare di Quarto d'Alpino, ed è in prima persona il promotore non solo del comitato ma anche il primo che subisce questi disagi, è infermiere a Venezia e sabato e la domenica è costretto ad andare in macchina, primo treno che arriva a Venezia il sabato e alle 6:50 e lui inizia alle 7, come fa uno dalle 6:50 in stazione ad essere all'ospedale alle 7? Perché lui è un esempio, ma ci sono tutti gli infermieri che vengono dall'Algeria, qui c'è un altro infermiere che viene da... Sì, che poi non è che faccia un lavoro che non è socialmente utile, quindi c'è necessità che lui corra sul posto di lavoro. Esattamente, cioè non può permettersi di arrivare in ritardo di lavoro. Quali sono, oltre a quello che è appena emerso, altre problematiche che subite? Perché comunque noi dai vari reportage che vediamo spesso e volentieri anche le condizioni sono disumane, eppure il biglietto sale sempre, non è che c'è un ribasso, una scontistica. Sì, abbiamo dei casi di sovraffollamento nelle ore diciamo di punta, soprattutto almeno adesso col nuovo orario per la nostra linea Venezia-Portogruaro, soprattutto il treno che giunge a Venezia alle 7:50. Una volta era diciamo più lungo, l'orario adesso ha 2 carrozze in meno, ma raccoglie anche le persone dei centri minori perché una volta era un diretto. Ma la qualità del servizio, voglio capire, è comunque valida rispetto al biglietto che pagate? No, non è valida per niente. Noi stiamo viaggiando per domani. Io sono Luciano, viaggiamo in pessime. Ah, salve Luciano! Salve Luciano, io l'ho cercata tutto il giorno e poi fortunatamente ho trovato Nocera. Prego, velocissimo anche lei la sua testimonianza, dopo torniamo in studio, prego. Guardi, noi non possiamo fare i salti mortali dove i progetti sono creati loro, capito? Perché noi adesso dobbiamo spendere altri soldi al mese per andare a lavoro puntuali, perché noi facciamo i turni anche di notte, lavoriamo tutta la settimana, da venerdì alla domenica, non abbiamo Pasqua, Pasquetta, Natale, Natalino, noi lavoriamo sempre, queste cose non le ha capite per niente o fanno finta a capire, perché noi avevamo prima del 14 dicembre tutti i treni puntuali, non puntuali, ma avevamo tutti degli orari, diciamo, che ci lavora bene per i nostri servizi di lavoro. Noi abbiamo gente che fa le pulizie, gente che va a lavorare, certo, alle isole. Va bene? Loro hanno tolto i nostri treni che andavamo a lavorare sabato e domenica, tutti i giorni di settimana, ce l'ha? È una vergogna! Ferro, non lì perché... Ferro, non urli cortesemente perché si perde anche un po' quello che sta dicendo. Ho capito. Sempre. Ferro, io la ringrazio e capisco naturalmente la sua rabbia. Grazie per le vostre testimonianze, io ci tenevo particolarmente e vi assicuro che era tutto il giorno che vi cercavo telefonicamente. Grazie di cuore e mi viene semplicemente stupidamente da dire in bocca al lupo per la vostra lotta, che alla fine è la lotta di tutti noi. No, ma davvero, torniamo ma poi noi. adesso sarebbe anche un momento magico, come dire, per potenziare in realtà il trasporto pubblico e in particolare quello su ferro, perché per la prima volta, ahimè complice anche la crisi, il parco macchine, per la prima volta dopo tantissimi anni, costi della benzina, tutto quello che vogliamo, ma anche perché in alcuni casi il trasporto pubblico viene usato di più, c'è un calo appunto del parco macchine, anche se leggero, nell'area appunto considerata delle 3 province. Quindi questo dovrebbe essere un momento su cui investire in questo trasporto, anche per sempre di più andare incontro di quelle che sono anche le famose direttive europee, che adesso l'Europa 2020 appunto indica nelle città e soprattutto nel trasporto urbano una delle priorità da sviluppare, dove mette a disposizione anche molte risorse. Allora, io le auguro buona Pasqua, ci dobbiamo salutare. Bene. Vorrei una ricerca, la butto per ridere, anche su quanti svizzeri
sono presenti sulla 4, perché basta andare in giro di notte e sono solo svizzeri che sfrecciano, perché da loro la benzina la regalano, sfrecciano e non ci sono controlli, va bene? Va bene. Grazie quindi a Nicola Pellicani della Fondazione Gianni Pellicani, che trovate in rete, basta cercare www.veneziacittametropolitana.eu, troverete anche via tutta questa ricerca aggiornata. Certo. Ricordiamo che per il momento è la mobilità. Grazie e buona Pasqua. Grazie a lei, buona Pasqua. Grazie alla regia, quindi Dennis, e a tutti voi che ci avete seguito. Mi spiace, mannaggia, per Ferro che era così arrabbiato, e un saluto anche, un ringraziamento a Nocera. Noi torniamo il 22, martedì 22, sempre puntuali alle 19:15. Sappiate che il gruppo editoriale TV7 è sempre comunque operativo. Ad esempio, alle 21 TV7 Match ospiterà i rappresentanti delle liste padovane in corsa per le amministrative. Si parlerà di sicurezza e di tutte le varie problematiche della nostra città e le loro proposte. Buona Pasqua a tutti voi.